Nel covo dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, i carabinieri avrebbero trovato il suo testamento con le indicazioni sul nome del suo probabile successore. Secondo notizie di stampa, gli investigatori che indagano sulla lunga latitanza di Matteo Messina Denaro avrebbero trovato in uno dei suoi nascondigli un vero e proprio testamento mafioso con una serie di indicazioni e suggerimenti sul futuro di Cosa Nostra. Nelle note Messina Denaro avrebbe anche indicato chi dovrebbe essere il suo successore alla guida della mafia trapanese e siciliana, ma non solo. Negli scritti trovati nel suo covo ci sarebbero anche una serie di suggerimenti per una nuova organizzazione criminale di Cosa Nostra, una sorta di federazione tra i clan e una commissione regionale sullo stile della vecchia cupola. Il magistrato Massimo Russo, a lungo in servizio come PM alla direzione distrettuale, è intervenuto su chi sarà il successore di Matteo Messina Denaro. Oggi sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minori di Palermo, Russo è originario di Mazara del Vallo e si è occupato a lungo della mafia trapanese, prima come pubblico ministero a Marsala e poi nella DDA a Palermo. Parlando di Matteo Messina Denaro, ha affermato che il boss ha scoperto la sua malattia qualche anno fa e al di là dell'arresto ha avuto il tempo quindi di pensare e organizzare la sua successione, a chi andrà il suo scettro, le sue ricchezze, ma soprattutto il suo patrimonio immateriale immenso che è il potere di ricatto